Una classe internazionale con studenti medi da tutti i continenti. Nel loro programma scolastico l'occasione per approfondire un tema scottante come la Shoah e farlo di persona, partecipando alla prima di una serie di iniziative che per tutta la settimana fino al 27 gennaio, la giornata della memoria, vedrà al ghetto di Venezia succedersi una serie di cerimonie. Per non dimenticare quanto accaduto ai cittadini ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale, per contrastare forme di revisionismo che tenderebbero a ridimensionare una delle tragedie più terribili della storia umana. Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, fianco a fianco con il presidente della comunità ebraica Paolo Ghignati e il rabbino capo di Venezia Shalom Babut, che ha spiegato un suo doppio modo di poter raccontare la storia e le storie. Molto spesso noi ci soffermiamo sulla memoria negativa, bisogna anche ricordare le cose positive. È stato possibile, ce l'abbiamo qui vicino in Veneto, un esempio classico è quello di Perlasca, che ha fatto una cosa incredibile, ha salvato migliaia di persone. E quando gli ha chiesto, che era a Budapest in quel momento, gli hanno chiesto: ma lei come ha fatto? Ma semplicemente perché fare il bene è la cosa più banale, che ognuno lo può fare. Gli eroi, quindi gli aspetti positivi, che ci sono, che si possono trovare, ma vengono sommersi da tutta la negatività e la violenza che queste giornate vogliono tramandare. L'altra cosa importante è che in effetti quando parliamo di memoria, parliamo della memoria collettiva, non della memoria individuale. La memoria collettiva del popolo ebraico inizia con la grande rivoluzione che è l'uscita degli ebrei dall'Egitto. E questa memoria continua sempre, ogni generazione rivive quel momento, lo rivive veramente, non è soltanto una commemorazione. Allora, quindi questo vale anche per la Shoah, ma questo secondo me varrebbe come riflessione anche per tutta l'Italia. Cioè io penso che uno dei problemi fondamentali della società italiana è una mancanza di memoria collettiva. Allora creare la memoria collettiva è uno dei fondamenti per poter dire che esiste una memoria collettiva italiana, altrimenti corriamo il rischio di disperderci in mille rivoli e non portare avanti una memoria collettiva che è forte, perché l'Italia è un paese centrale nel mondo. Ricordare è importante anche perché il clima ritiene che possa essere peggiorato in questo periodo. Certo, ancora di più, quindi bisogna riflettere di più e questo deve essere dato ai maestri del pensiero e anche ai politici che devono non soltanto fare politica ma riflettere più profondamente sulla storia e sulla cultura italiana.